Sventola la bandiera dei No TAV. È mezzogiorno e mezza quando un centinaio di attivisti si materializza improvvisamente in Viale Mazzini a Vicenza, davanti alla sede di Iricav 2, l'azienda che si occupa della costruzione della TAV. Gli attivisti, con una scala, salgono sull'edificio e mettono degli striscioni. Lo slogan è: nel deserto di cemento siamo la natura che si difende. I dimostranti sono partiti dall'accampamento del Woods Climate Camp, l'iniziativa ecologista nel bosco di Calte. Nel mirino, la TAV, un'infrastruttura che gli attivisti criticano aspramente. È una costruzione che andrà assolutamente a discapito dell'ambiente e di conseguenza della salute di tutti noi. Il TAV, lo sappiamo, lo ripetiamo ormai da mesi, si mangerà fondamentalmente tutto il verde che c'è in città. Il punto è che però questo verde ha un valore ecosistemico importantissimo per noi, perché assorbe solo il bosco Lanerossi, che sono 16.000 metri quadrati, assorbe 34 tonnellate di carbonio all'anno e ne rilascia 3 tonnellate di ossigeno all'anno. Nei boschi ci sono delle temperature addirittura inferiori in alcuni casi ai 6 gradi rispetto alle temperature cittadine. Okay? Questa cosa sarà una devastazione, questa opera, questo progetto.